Buona, ciao a tutti ragazzi. In questo video facciamo il punto della situazione, punto di crescita delle piantine che abbiamo all'interno dell'orto, degli ulivi, del mais e delle vigne. Così appunto anche voi coltivate qualcosa del genere. Poi potete scrivermelo nei commenti e ci confrontiamo un po' appunto sul punto di maturazione. E questi video pensavo di farli una volta al mese, così da vedere poi anche l'evoluzione nel tempo. Oggi è il 28 maggio, appunto questo video lo registro proprio il giorno precedente per essere il più attuali possibile, ecco, siccome questo video uscirà domani. Allora iniziamo dal basso. Qui abbiamo piantato delle cipolle e anche là sopra abbiamo un sacco di cipolle. Poi abbiamo piantato qui dell'aglio e del basilico, e il basilico l'abbiamo messo anche vicino alle piantine di pomodoro. Questo perché ci hanno detto che aiuta a prevenire eventuali malattie. Poi allora qui in fondo abbiamo piantato le patate, sono abbastanza grandi già come piantagioni, penso lo sappiate tutti. Le patate nascono sottoterra, quindi per estrarle bisogna zappare e tirarle su appunto dalla terra. Poi qui abbiamo messo dei fagiolini, cos'altro, qui ci sono appunto dei peperoni lungo tutta questa striscia. Là sopra ha piantato molte cose il nonno, quindi vediamo. Vi devo far vedere la chicca. Allora qui abbiamo messo il prezzemolo e questi sono tutti altri peperoncini. Questi fanno i peperoncini piccolini abbastanza piccanti. Questi penso che siano piccanti ugualmente, però li fanno tipo a peperoncini rotondi piccolini. E che è uscita una gallina. Comunque il video sul pollaio ve lo farò più avanti. Questi sono altri fagiolini e questa è salata. C'è le melanzane, quelle lì, e queste zucchine. No ragazzi, è arrivata la madre con la spesa e niente, vuole che l'aiuto a scaricarla, quindi vabbè. Proseguo il video dopo. Allora adesso andiamo a vedere la situazione degli ulivi. Ecco, per esempio vedete, questo è un ulivo, quindi abbiamo diversi all'interno del giardino, e però ne abbiamo anche là sopra. Vabbè, adesso ne prendo uno un po' indicativo. Quest'anno non so come mai, vedete quanti fiori hanno. Vi prendo anche un altro ulivo per darvi il confronto. Ecco, anche questo, guardate quanti fiori che ci sono un sacco di fiori, proprio potenza. Anche qui vedete, cioè proprio tanti. Va bene ragazzi, adesso vi ho fatto vedere l'orto degli ulivi e andiamo dal mais. Eccoci qua vicino al mais che abbiamo piantato circa... È stato il primo video che abbiamo messo sul canale, quello del mais, quindi se volete andate a vederlo. Ecco, questa è la grandezza delle piantine. Adesso ve le faccio vedere anche da qua. Vedete, ecco, circa così saranno più o meno 40 cm, 40-50 cm. E adesso pian pianino cresceranno. Vedrete che al prossimo punto della situazione saranno molto più già molto più grandi, forse più di me, vedremo insomma, ecco. Sì, anche perché il mais cresce abbastanza velocemente, quindi avrà una crescita molto marcata, ecco, rispetto a quelle che sono le altre piantagioni. Aria, vieni qua, dai, saluta la telecamera. Aria, vieni qua, Aria, vieni. Aria, no. Aria. Adesso ci spostiamo all'interno di un filare di vigne. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati dentro un filare di vigne. Allora, queste sono quelle dove siamo andati a spolonare. C'è sempre un altro video sul canale. Allora vi faccio vedere un po' le vigne. Adesso stanno crescendo molto e quindi stiamo passando a legarle, diciamo, dove c'è il ferro, ma vedrete un video più avanti. E questi sono dei mini grappolini di uva che stanno crescendo. E ricordo a tutti che oggi è il 28 maggio e quindi vedremo quanto saranno cresciuti poi il mese prossimo. Ecco, ve ne faccio vedere un altro. Anche qui vedete
stanno crescendo pian pianino, sono molto piccoli al momento. Ecco, va bene, dai ragazzi, siamo arrivati alla fine. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi interessa e lasciando un mi piace, così capisco anche per i prossimi mesi. Iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure e ci vediamo alla prossima puntata.